Buon pomeriggio, benvenuti da Filippo Longi, dal campo comunale Concadoro Monreale, benvenuti all'ultima dell'anno, all'ultima del girone d'andata di Allievo Elite Under 17 Girone A, benvenuti al CUS Palermo contro Ribera 1954, gara che sta per cominciare con un po' di ritardo, calcio previsto per le ore 15, sono già abbondanti le 15:33, quindi tutto pronto per iniziare. Ribera che arriva in grande difficoltà, 11 giocatori presenti in distinta. Cus Palermo primo, ricordiamo, primo a più 4 dalla seconda, ormai campione matematico d'inverno, 11 vittorie e una sconfitta nel Cus, mentre l'esatto opposto nel Ribera, una vittoria e 11 sconfitte nel Ribera. Saluto tra le due formazioni, saluto tra i capitani e il signor Duric, oggi designato il signor Duric per la gestione di questa partita, dalla sezione di Palermo. In maglia bianca, il padrone di casa del CUS, in maglia arancione il Ribera 1954. Tutto pronto per iniziare? Primo possesso che sarà per i giocatori a Ribera. Pronto a mettere in gioco in maglia numero 11 Gaetano Messina. Vedremo che piega prende la partita. 11 giocatori contati in distinta nel Ribera, di cui soltanto 3 2009 e poi tutto il resto sotto età e doppiamente sotto età per qualche innesto 2011, per un solo innesto 2011, lo Iacono Francesco. Pronto a fischiare il signor Duric? La partita sta cominciando con circa 35 minuti di ritardo. C'è stato un richiamo anche del signor Duric prima all'inizio con gli 11 in sé del CUS, non sappiamo cosa si è detto, c'è un qualcosa di strano prima della partita, però può iniziare il match. Calcio subito forte, Ribera verso la porta di polizia a confermare proprio qualcosa di insolito in questa partita, in quest'ultima del 2025. Ma faccio partire il tempo, ne godiamoci la gara, poi lo sviluppo che prenderà lo racconteremo. Giro palla, gestione per il CUS Palermo, che prova ad impostare, ultimo tocco arancione, rimessa laterale per il CUS. Rimessa laterale CUS Palermo. Ribera che abbiamo già incontrato quest'anno sui nostri schermi di TV, la voce del campo, l'abbiamo visto qui a Monreale per la prima categoria, la prima giornata di campionato tra Città di Monreale e Ribera 954, partita terminata per 4-6 addirittura su una partita epica giocata per la prima giornata e la prima categoria. Vedremo se oggi potrà essere una gara a quella intensità, per raccontare, per parlare un po' di ciò che è stato, facendo un escursus nei momenti solitivo la voce del campo. Oggi è l'ultima partita per queste due squadre che terminano questo 2025 con il Ribera molto in difficoltà in classifica, in cerca di risalire nel girone di ritorno, mentre il Cus Palermo che non poteva desiderare di meglio, soltanto uno scivolone, un grande scivolone per 6-0 contro l'Athletic Club, poi per il resto un cammino al limite della perfezione per i ragazzi di mister Davide Adeola, che stanno conducendo un campionato straordinario con grandi ambizioni, grandi obiettivi in vista di questo 2026 che sta per arrivare. Quando oggi siamo all'ultima, anticipo forte di Franco, arriva nel rigore per calciare. Salve il portiere, primo squillo della partita, al primo minuto e 30 arriva la botta di Franco, trovando la chiusura sicura di Giovanni Perricone. Portiere classe 2010, un anno sotto età. Rimessa laterale Ribera.
Mentre sono arrivate le convocazioni per la rappresentativa regionale Under 17, particolarità, preme tanto commentare, ciò che se ne vince dalle convocazioni, nessun giocatore del CUS Palermo prima in classifica più 4 alla fine del giro di andata convocato per rappresentare come rappresentativa regionale per Under 17 e questa per me è una sorpresa, almeno dalle aspettative, prendo una squadra prima più 4 con solo una sconfitta, non sia come ha detto mister Daviadeo nell'ultima intervista, non sia nel mio attacco nella mia difesa, penso che degli interpreti validi potevano anche rientrare nelle convocazioni della rappresentativa, sarà anche motivo di dialogo con la Deula a fine partita, qualora venga accettata l'intervista, mentre gestiamo pallone arancione scodellato in avanti verso l'area di rigore. Martorana ha dietro lo scarico disponibile dall'uomo più vicino, Scoma chiuso e la palla per Pupella. A proposito di Scoma, per domani lui insieme a Guida, convocazione sulla prima squadra, per la prima squadra in eccellenza, giocheranno contro il San Giorgio Piana nella gara di eccellenza di domani pomeriggio. Arriva la convocazione pure per Scoma e per Guida, mentre arriva il primo infortunato, ed ecco quello che cercavo di dire in pillole prima della partita. Primo giocatore che va giù infortunato, vedremo se infortunio, se sarà il primo di una serie. Primo infortunio, si rialza, vedremo. Non partiamo per minuti, vediamo le condizioni del 3 di Amir El Fadi. La Fidi. Però richiede di entrare, può rientrare in campo, quindi occhio, non partiamo prevenuti. Qualcosa che comunque sembra essere un po' insolito e presente, ma godiamoci la partita e racconteremo ciò che accade. Balzano, lancio lungo verso di lui, controlla col destro, rientra, guardia in avanti. Balzano gioca dentro, arriva una buona chiusura del Ribera che ribate via. Pupella, ritorna dietro, Scoma, palla verso Puccio, ottimo il controllo e rientra tutto a destra Puccio tra i capocannonieri di questa squadra. Primo Guida a quota 6 gol, secondo invece Puccio e Fasona a quota 5. Come detto, non è la squadra con miglior attacco, non è il capocannoniere, però è una squadra di una completezza unica che fin qui sta comandando questo girone di Allievelito nel 17. Marano, convocazione per lui oggi pescato dal gruppo 2010 dell'Under 16 di Mister Demma, schierato al titolare Cristian Marano oggi in maglia numero 2 su un 11 iniziale, anche volto alle rotazioni, tanti punti chiave, ma anche varie rotazioni. Ora Puccio gioca dentro, la palla verso il 7, Brusca la sblocca dopo 5 minuti, il gol di Maurizio Brusca. Segna il gol che vale l'1-0, seconda gara consecutiva a segno dopo la rete di settimana scorsa. Trova anche il gol che sblocca questa partita. Soltanto con Pepe Gentile, soltanto con la panchina. È tutto buono e quindi conferma del gol 1-0. Ha segnato il CUS, ha segnato Maurizio Brusca. 1-0 dopo 5 minuti. Trova il gol anche oggi dopo la rete. Lui insieme a Valero Guida contro la Vis Palermo. Si riconferma dopo qualche partita in cui non compariva nel tabellino marcatori. Ora è tornata la seconda consecutiva, quinto minuto, primo gol, la sblocca subito il CUS Palermo, la sblocca la squadra padrona di casa. Zambito, corto, sbaglia il controllo qui, Geraci, la palla risulta buona per il CUS, ma per poco, perché la gestione torna nuovamente buona per una rimessa laterale in favore del Ribera. Giro palla a Ribera, linea nelle retrovie dentro l'opera di rigore, per poi tornare a sinistra per provare a strutturare la manovra per vie centrali, passando dal 4, passando dal giocatore in maglia numero 4 Ribera, Andrea Parisi, vice capitano della formazione per come è inserito in distinta. Zambito,
servito un'altra volta, eccolo qui il 6, Zambito, vuole salire a destra tutto il mondo, la ricerca verso di lui, giuro tutto il mondo trovato, mentre al costato c'è un fascio di luce che disturba un po'. Inquadratura, eccoci qui, risolto. Brusca, due tocchi, ma la palla è un po' corta, non può arrivare da Balzano, quindi si ritorna dietro, si ritorna sul possesso dalle parti di Diego Cavalieri. Cavalieri va corto, giro palla e gestione, palla verso Galli che velocizza, gioca da Puccio, Pupella orienta il controllo con l'esterno, portandola sulla destra dalle parti di Marano. Puccio di prima, Martorana. Scarico dietro, Pupella orienta, vuole entrare nel campo, bene così nell'accelerare Marco Pupella, e supera un altro, Pupella vuole servire l'assist, 3 giocatori saltati, poi Martorana non contiene questo pallone, va in calcio d'angolo per il Cus, prima occasione la bandierina, prima occasione calcio piazzato, e calcio d'angolo per il Cus Palermo. Calcio d'angolo Cus. Occhio allo schema della bandierina. Sembra andare però una battuta diretta in aria. Brusca. Cerca Scova, non lo trova solo una copertura del Ribera che riesce a mandarla via sotto le nostre inquadrature. Tiene in campo Orlando, palla che risulta buona per Balzano da un 9 all'altro, da un 9 arancione a 9 bianco. Balzano prova il destro ribattuto e palla scortata per l'uscita sicura di Giovanni Perricone. Deve togliere la Ribera. Perricone un po' incerto sull'uscita. Zambito. Gioca dietro, torna il capitano in aria, viene a prendersi questa palla Marco Geraci, il 7 con la fascia al braccio del Ribera. Lui 2009. 3 giocatori 2009 sugli 11 convocati. E giro poi la gestione Ribera che prova a uscire dall'area di rigore, ora uscendo tentando di affacciarsi nella metà campo con difficoltà al momento perché arriva tanta pressione bianca, rimessa laterale Ribera. Rimessa con le mani per il Ribera. Geraci gioca sui lati, si ritorna ora ancora sul giro palla nelle retrovie del Ribera. Con calma, cercando di affacciarsi oltre la metà campo. Provano a farlo ora con questo guizzo, trovando davanti a sé spazio per andare, ma preferiscono ancora mantenerla lì dietro su questo possesso palla. In attesa dell'arrivo delle maglie bianche in aggressione. Zambito, Cavalieri. Sale Ribera, 10 sono passati al calcio d'inizio, 1-0 fu per il Cus sulla rete segnata da Maurizio Brusca. Ben pressione Puccio, saltato da un mancato però temporeggiamento, ora passa in avanti Ribera, lo fa con Cavalieri, che arriva a calciare, Polizzi, sicuro sulla presa. Riesce a bloccare Polizzi, invitato alla giocata corta, dentro la sua area di rigore. O magari, l'uomo più vicino, invitato da Mistradeo a giocare corto. Ci siamo soffermati settimana scorsa, domenica scorsa, a parlare con occhio dalla giocata di Franco e passa in mezzo alle gambe dell'avversario. Strappo di Galline, parliamo dopo di ciò che sto per dire. Galli balza in attacco allo spazio, non viene servito, deve rientrare fuori gioco, la palla ce l'ha all'8. Galli, chiuso sul passaggio, recupera il capitano Ribera che ora vorrebbe andare in avanti. Corsa e spinta. Geraci contro Galli. Difende col corpo il 7, vorrebbe un contatto che per l'arbitro cede, pure falloso. Calcio di punizione per Ribera, calcio di punizione per la formazione di maglia arancione. Geraci guarda l'area, trova la testa di Puccio, Brusca è l'uomo più avanzato del Cus, mentre sale a destra pure Martorana che è velocissimo. Cristian Martorana sale a destra, ma salgo tante maglie bianche, si va da Balzano contro il portiere, secondo palla completamente libero, ma va sul primo, buca sul primo palo, 2-0 il Cus Palermo. Beffando il portiere avversario, dando l'idea di poter incrociare, invece lui va sul primo, fa secco Perricone e 2-0 per il Cus, segna Balzano, Brusca serve l'assist, dopo il gol condisce anche con l'assist per il compagno, Brusca per Balzano e il Cus va sopra i 2, fa il 2-0, Cus Palermo 2, Ribera 0, dopo 12 minuti di gara.
2-0 12esimo. Brusca e Balzano. Ritorna Ribera in possesso ora, dopo aver dato qualche idea di gioco con tanto giro palla per attendere che sembrano gli spazi per affondare su quelli creati. È arrivato su una ripartenza, su una chance da calcio piazzato, non sfruttare a Ribera, è arrivato un contropiede letale delle Cus con Brusca che corre a gran velocità con la palla per andare a seguire Balzano, che tu per tu con Perricone l'ha fatto secco. Ora vedremo se arriverà una reazione o se cadrà un po' in depressione Ribera. Fin qui sembra comunque essere arrivata una reazione o comunque un'intenzione di giocare. Mentre il Cus Palermo gira questa palla e Ribera attende. Failla, Galli. Spinge lui, Galli, la palla è verso Di Franco. Che spazio per andare a stare così il numero 3. Di Franco, disturbato dietro. Lo scarico è servito dal suo numero 5 Benedetto Failla. Oggi, come diciamo, varie rotazioni per giocatori che hanno inserito, che hanno avuto meno spazio. Non possiamo parlare in questo gruppo di seconde linee perché conosciamo bene il riferimento e il metro di titolarità di Davide Adeola. Sì, ci sono giocatori che hanno più spazio e più centralità nel gruppo, però tante rotazioni che siano a gara in corso dal primo minuto. Non si può parlare di una rosa fissa, complice anche una profondità di rosa assurda in questo gruppo 2009 Under 17 del Cus Palermo. Brusca apre a destra, la palla è per Galli e passa a 2 Galli solo col portiere, palo in rete, il gol di Galli manda il difensore a sedere per poi mettere in rete con tanto di dedica sulla tribuna. Galli fa il 3-0 prima del quarto d'ora. Cus Palermo 3, Ribera 0 dopo 14 minuti, segna il terzo gol di vantaggio il Cus dopo 14, 3-0, Brusca, Balzano, Galli. Brusca, Balzano e Galli dopo 14 minuti a decidere la partita. 3-0 a primo tempo. Solo pesantissimo per Ribera. In questa avvio di gara. Che ora gira palla lì dietro. Tra Cavaleri, Geraci e tutte le retrovie col Cus che attende l'uscita. Giro palla gestione. Geraci. Cavaleri. Sale gradualmente, Brusca indirizza la pressione sul portatore, mentre il Cus resta schierato in attesa. 15 sono passati, 30 mancano alla fine del primo tempo regolamentare. 3-0 Cus al momento. Perricone va corto lì, Geraci aiuta il palleggio, il giro palla. Si va confermando sempre di più l'idea di un qualcosa di insolito in questa partita, mentre però arriva un comando alla panchina Ribera di giocare e mandare questa palla avanti. Geraci, la palla è riservita a sinistra verso le offensività del Ribera quando prova la verticale arriva l'aggressione alta del Cus con Martone che riconquista, ritorna dietro a Pupella e poi Failla. Federico Scoma, Puccio, Marano, Galli, fresco di gol, il terzo gol del Cus segnato da lui con un gran dribbling e poi freddissimo sotto porta. Ora Galli deve saltare pure il signor Duric. Galli indirizza verso Puccio che si abbassa. Oggi è una buona chance, visti i 3 gol in 15 minuti, una buona chance per cercare anche di consolidare, qualora interessi ai ragazzi della società, mettere qualche numero in più per le statistiche, per l'elenco della classifica marcatori e il tutto, anche per dare un po' più nell'occhio. Ho visto un paio di convocazioni mancata per il mio, c'è spazio sicuramente per qualcuno di questi ragazzi nel discorso affrontato prima, nella convocazione regionale. Giro palla gestione, palla verso Federico Scoma. Failla. Possesso asfissiante del Cus, Galli ora. Può giocare lui mentre a sinistra viene richiesto Balzano, autore del secondo gol di questa partita. Balzano, Failla.
imposta corto da Scoma. Arriva la pressione di Orlando, ma si libera bene così il capitano che la tiene ancora tra i piedi, la tiene ancora sul suo mancino per andare a verticalizzare a Brusca. Un tocco è sufficiente per Puccio e poi per Pupella. Failla, Galli. Di Franco si lancia nello spazio, non viene guardato ora. Balzano, poi Pupella, raddoppio, ma la palla passa. Puccio, Martorana entra dentro il campo, la direzione è verso di lui, Cristian Martorana, forse adesso un po' sotto sul controllo, si incarta un po' sulla giocata, qui Martorana riesce ad accelerare come sa far lui, fa illa di testa a ristabilire il possesso e rimetterlo in maglia bianca. Puccio, Brusca, strappo del Ribera, si torna a sinistra, si va dalle parti di Andrea Parisi. Galli, recupera Cus, Di Franco trovato sulla sinistra con Balzano che va a supporto. Di Franco ne salta due, col mancino va a servire Brusca, il tocco di ritorno non viene trovato, però Di Franco non si trovano solo 1-2. Di Franco e Brusca in questa dinamica, recupera Ribera che prova a riportarsi in avanti con Geraci, capitano della squadra ospite. Calcio da fuori Geraci, palla comoda per Polizzi che può ancora bloccare in attesa dell'arrivo dell'avversario. Marano Brusca, c'era il 7, Maurizio Brusca vuole insistere, occhio qui, il rimbalzo potrebbe risultare buono per Brusca e poi usa troppo le braccia e commette fallo, calcio di punizione per il Ribera dentro l'area di rigore della squadra ospite. Fallo in attacco e calcio di punizione, mentre possiamo anche dare un'occhiata alle partite in contemporanea del girone A di Allievi Elite Under 17 siciliani per dare anche un'occhiata a come si evolve la classifica. Non ci saranno cambiamenti in vetta al primo posto perché il CUS, diciamo, oltre a essere 3-0 19esimo è sopra di 4, in caso ha un jolly a disposizione sull'eventuale sconfitta. Il Città di Carini vince per 2-1 contro l'Enna, l'Athletic Club invece è proprio la diretta contendente insieme al calcio di Cile del CUS e vince per 2-0 in casa del Castelvetrano Salinunte. Pareggio tra Bagheria e Panormus, vince la New Eagles invece contro l'Atena, 2-0 Catania contro il Buonpastore e 4-0 calcio di Cile contro la Vis Palermo. Questi sono i risultati circa all'intervallo per le altre squadre e forse anche oltre, mentre qui ancora siamo al 20esimo e sul 3-0 sulla rete di Brusca, Balzano e Gallì. Puccio, Scoma, Puccio, gioca e gestisce lui. La palla è diretta ancora dalle parti di Marano che torna dietro, torna da Scoma. Scoma, Pupella, Puccio si abbassa sulla linea di palla, Pupella preferisce però cambiare tutto, andare dalle parti di Di Franco che manca il controllo col petto, riesce a tenerla in campo, non tra i piedi. Fallo di mano perché blocca con le mani un giocatore Ribera senza comunicazione dell'arbitro. Calcio di punizione per il Cus Palermo che gioca corto, che gioca su questo regalo del Ribera. Di Franco, Puccio, Failla, ritorna dietro il Cus, Scoma, Pupella, atteso dall'altro numero 4, atteso dall'altro centrocampista del Ribeiro chiamato a contenere l'avanzata della Cus. Balzano Di Franco, entra nel Cus Palermo, Di Franco può mettere in mezzo, la scorre brusca, la palla è buona per Pupella che calcia altissimo, calcia alto Marco Pupella, fallisce l'occasione per il poker del Cus, buona la giocata, Di Franco mette una palla in mezzo, Brusca è lucido nel lasciarla scorrere per l'arrivo dal compagno a rimorchio, Pupella forse calcia troppo col colpo all'indietro, non trova lo specchio della porta in questa dinamica, ancora 3-0 per il Cus al 21esimo, prima della metà di questo primo tempo di gioco, siamo circa però alla metà, mentre in quest'ultimo weekend sulle TV del 2025 ci tengo a ricordare un po' il palinsesto, diciamo, resta questa partita e quella di domani qui dal campo comunale Monreale, Concautono Monreale per la partita di Coppa di Sicilia che si terrà domani alle 15:30 tra la città di Monreale e Fada. Quindi domani andata di Coppa di Sicilia.
Si porta in avanti Ribera, chiude Scoma, chiude e va in avanti. Mentre il Cus prova un'altra offensiva. Puccio, la tiene lui. 5 gol a favore per Puccio in queste prime 13 partite. Buon score, la prima. Occhio dalla Pupella. Pupella su Perricone, ribattuta. Non può sbagliare qui ed eccolo che arriva la rete di Marco Pupella. Cala il poker del Cus Palermo. Ha segnato il 4-0, l'esatta metà di questo primo tempo di gioco. Segna pure Pupella. Si aggiunge un nuovo nome nell'elenco marcatore del direttore di gara. La rete di Marco Pupella che sigla il 4-0 all'esatta metà contro il Ribera. Esatta metà del primo tempo. 4-0. Mentre noto con piacere che su tutto campo sia istantaneo l'aggiornamento, già inserito addirittura il 4-0 il marcatore, però penso ci sia lo zampino di qualche signore qui accanto a me che con grande piacere sta aggiornando la piattaforma, la mantenere aggiornata del tutto. Giro palla. Arriva una sgridata dalla panchina Ribera su atteggiamento un po' passivo sulla gestione, quindi la voglia di giocare, la partita c'è. Forse non piena, però vedremo come andrà. Geraci cambia tutto, allarga verso la corsa e la spinta di Ribera, che può andare dentro col mancino. Sicuro l'uscita di Marano nel mandarla via. Osservato speciale nelle gare con i 2010. Marano ha colpito, a quanto pare, la vedela, portandola a schierarlo titolare oggi. Ora cambia tutto e va a sinistra il Cus. Il Cus e Ribera va a sinistra giocando sulla fascia opposta ai nostri schermi. Non trovano però lo sviluppo che porta all'area di rigore avversaria. Il Cus ritorna dietro, ritorna da Benetto Failla da Di Franco ora. Gallì, Failla. Puccio viene incontro e gioca rapido sui lati. Balzano ritorna da Puccio, 2 tocchi e fai. Gallì. Puccio chiuso schermato, intervento sicuro da terra delle Ribera, poi Bosa e danni di Gallì che recupera il pallone, ma c'è un fallo precedente commesso dal Cus Palermo. Calcio di punizione Ribera, calcio di punizione per il capitano Marco Geraci. Si porta in avanti Ribera. In mezzo a 2 non passa col numero, passa però con un rimpallo favorevole, atteso dal limite da Federico Scoma. Botta verso Polizzi, sicura la sua pressa, sicura il contenimento di Polizzi con il pallone tra i piedi ora. Scoma. Polizzi. Non arriva la palla verso Di Franco, arriva lo strappo invece del Ribera che va al possesso per poco, forte l'anticipo, forte la chiusura, l'interdizione del Cus, trova il recupero rapido. In avanti il Cus Palermo, brusco, ora può scattare e andare in avanti. Palla buona per il 7, brusca, ritorna poi il difensore avversario, ritorna bene Cavaleri e sarà calcio d'angolo Cus Palermo dentro dalla bandiera di destra, pronto a entrare dentro l'area di rigore. Giocata corta, palla messa dentro, l'ultimo tocco è del giocatore maglia numero 11 arancione Gaetano Messana e calcio d'angolo dalla bandiera di destra per il Cus Palermo quando mancano 19 alla fine di questo primo tempo regolamentare che vede il Cus avanti per 4-0 su Ribera, mentre ritorna addirittura dietro da Marano il Cus su questo calcio d'angolo. Galli ritorna da Puccio, palleggio Cus Palermo, brusca contro Geraci, il capitano del Ribera. Ritorna da Polizzi, Puccio ritorna da Giuseppe Polizzi. Di Franco. A sinistra largo Balzano, un tocco sufficiente per andare a Scoma che va a fare quasi il centravanti ora, il capitano difensore centrale
delle Cus Palermo. Balzano Galli, triangolo chiuso, perfetto tra Di Franco, Balzano e Galli. Ora palla a sinistra da Federico Scoma, che già lui è un sinistro, va a schierarsi a sinistra. Vedremo se è semplicemente una corsa sporadica in avanti, come dovrebbe essere. Ma resta ancora in avanti Scoma, costretto a tornare ora perché il possesso è tutto arancione, è tutto tra i piedi di Giulio Tuttolomondo. Con a sinistra il suo numero 3, Amir, e la Fedi che sale, viene ricercato lui. Poi palla a sinistra, controllo imperfetto, poco concentrato sull'arrivo del pallone in questa dinamica di Leo. Rimessa al laterale per il Ribera. Marano Polizie. Failla. Largo di Franco e lui ricercato, il tocco di tono per Failla che orienta il controllo in avanti sulla corsa, un po' incerto ma passa con il palo favorevole. Failla vuole anche allungarla per continuare a correre, sfidare in velocità. Zambito non gli concede però questa giocata, sarà rimessa laterale per il Cus Palermo. Failla Balzano. Balzano Galli, Di Franco, Pupella in mezzo, passaggio orizzontale, non c'è pressione, resta lì Pupella, autore del quarto gol del Cus. Failla. Di Franco, Pupella. Manda a scaldare quasi tutta la panchina mentre mister Adeola. Arriveranno grandi cambi. Nei prossimi minuti Puccio qui scivola sul pallone, la palla ritorna a Ribera che vuole andare a metà tra Orlando e Messana. Trova solo Failla che riconsegna per il pallone in maglia arancione. Geraci torna dietro. Geraci. Sale Cavaleri con la palla a tre piedi. Vuole scattare. Occhio qui alla corsa del 5 che punta la tre quarti avversaria. Cavaleri accelera per poi andare in mezzo. Failla è attento nel rispedirla fuori su qualche lettura un po' lenta del Cus in zona offensiva. Poi resta lì dietro compatta e solidissima la retrovia cussina. Parisi. Puccio indirizza la pressione, indirizza la giocata verso il centro. Dalle 10 che ha libertà di giocare. Iacono. Parisi ancora, arriva al limite, alla ricerca di Messana. Messana lo scarico, Geraci controlla con il destro, ritorna dall'11. Messana, inviata al tiro, non inquadra lo specchio della porta. Mezz'ora di gioco, 30 minuti, 15 alla fine del primo tempo, 4-0 il primo tempo. È il risultato. Cus Palermo 4, Ribera 0. Mancano 15 alla fine del primo. Failla. Gioca in avanti pure la corsa di Brusca, la palla sembra essere un po' lunga. Geraci ritorna dal portiere per ricorrere a favore via più lontana che può, ma non è molto lontana perché recupera la tre quarti così Balzano e poi Puccio. Due su di lui. Puccio torna dietro, buona la giocata libera, linea di passaggio verso Balzano che ritorna svolta da Di Franco. Pupella in mezzo disponibile, prima si va da Ricky Galli. Failla. Scoma. Pupella. Puccio. Sta alla sinistra il Cus con Balzano. Chiuso, non è chiusura attenta, di Giulio Tuttolomondo. Rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Balzano, Puccio, Balzano, Galli. Failla. Pupella. Mantiene il palleggio ancora il Cus, dati sul possesso ovviamente a favore dei padroni di casa, chiaramente. Avessimo dei dati come l'hanno piani alti, sarebbe curioso vedere la percentuale passaggi riusciti, la percentuale sul possesso in generale, anche la differenza tra le due squadre. Failla sale con la palla dei piedi per andare a cercare così Galli. Failla, Di Franco, Scoma, ultimo uomo richiesto lui,
e verticalizza bene in avanti da Gallì, approfittando dello spazio creato in mezzo alle maglie avversarie. Gallì, Puccio lascia, può scattare, andare in avanti l'otto dell'Ecus Palermo. Brusca, disponibile in mezzo di Franco, col destro orienta, è un passaggio per Brusca per tornare da chi ha sbloccato questa partita e servito l'assist sul secondo gol, quello di Balzano. Fa il gran traversone in mezzo, gran palla verso Gallì che partiva però in posizione di fuorigioco, è partito in anticipo Ricky Gallì e quindi possesso che ritorna per il Ribera. Cambi in casa Cus, dentro Pitucco e dentro Gioè nel Cus Palermo. Sì, confermo, dentro Gioè e Pitucco al posto di Scoma e Brusca nel Cus Palermo. Primi cambi in casa Cus, 4-0 il risultato. Giro palla Ribera. Quando siamo a circa 11-11:30 dalla fine del primo tempo regolamentare, mi aspetto chiaramente il recupero al termine di questo intervallo. Lancio lungo in avanti. Tocca di Franco la palla buona però per i giocatori del Ribera. Balzano va al recupero, disturbato da Orlando, ma recupera in maniera comoda. Il Lecus Palermo ritorna sul fraseggio solito caratteristico di questi primi 34 di questa 13ª giornata, ultima del girone d'andata, che continua a proiettare e a confermare il Cus Palermo campione d'inverno a più 4 dalla seconda di questa stagione 25-26. Puccio va a correre Martorana, occhio quando si congiunge tutto questo campo, va in avanti Martorana, dentro c'è pure Balzano, calcia lui, vuole la rete, vuole il gol e Martorana e trova la rete del 5-0, Cus Palermo 5, Ribera 0, segna Martorana. E quando ha tutto questo campo davanti a sé sa rendersi letale e l'ha dimostrato un'altra volta, punta il portiere, lo fa secco, a tu per tu, freddissimo autoporta, 5-0 per il Cus Palermo, ha segnato Martorana. 5-0 Cus al 35esimo, a 10 dalla fine del primo tempo di gioco. Mentre sembra arrivare una serie di cambi in casa Cus. Altri due cambi in casa Cus. Fuori Marano, dentro in maglia numero 17 del Cus Palermo, è quello che rientra, è quello che ritorna Federico Macri, ma forse al prossimo cambio. Fuori Marano, dentro Madonia, questa è la prima ufficialità. Fuori di Franco e dentro manca uno. Qui il signor Cottone attende l'arrivo di un nuovo giocatore. C'è un po' di incertezza perché è uscito Marano ed è entrato in maglia numero 14. Intanto Giacomo Patti, forse ho detto Madonnino, ho sbagliato nella comunicazione. Dentro Patti al posto di Marano. E poi no, sono 11 in campo. Un po' di confusione, forse tra poco sarà il momento dell'ingresso in campo anche del numero 15 Federico Macri. Al ritorno in campo in casa Cus, nelle volti centrali del Cus Palermo, campione regionale della scorsa stagione, del titolo regionale vinto da sottoetà l'anno scorso. Dopo un trascorso, un passato mezza stagione a Pontedera, torna in casa Cus e torna in famiglia Cus Palermo. Eccolo qui che entra ora. Con dentro Federico Macri pure nel Cus, va a schierarsi da centrale
difesa di sinistra, centro di difesa sì, a sinistra si posiziona per questa indiscrezione, invertendosi con Gioè. Quindi riaccolto in casa Macri. E giro palla a Ribera ora, quando mancano 8 alla fine del primo tempo di gioco, 5-0 per il CUS Palermo sulle reti siglate, firmate da Brusca, Balzano, Gallì, Pupella e Martorana. Pitucco. Eccolo Macri. Gioè. Palleggio, giro palla CUS Palermo. Gioè vuole andare dal suo 10 Puccio. 5 gol per lui, come detto, in questa sua prima stagione in casa CUS Palermo. 5 gol come Filippo Vasone. C'è fallo commesso da Geraci su Pupella. Trattenuta gratuita e calcio punizione per il CUS. Doppio cambio CUS. Alla prossima. Sembra essere il momento di Assare e di Madonia. Qui uscita errata. Non dura però tanto il possesso del Ribera, non la tiene tra i piedi l'attaccante mai numero 11 Gaetano Messana. La palla ritorna al CUS Palermo, Pupella. 2 di sopra. Scoma, Puccio col tacco, la palla torna a Gallì. Geraci, uscita e scivolata da dietro, occhio. E c'è un'altra cosa un po'... gestione, giro palla. Forse in cerca di qualche cartellino. Failla è diventato lui capitano per uscita dal campo di Fedescoma. Iacono. Giro palla arancione. Giro palla lì nelle retrovie, nella linea difensiva, nella coppia di difesa del Ribera, tornando da Cavaleri. Geraci, il capitano. Ritorna da Zambito. Geraci ancora. Cavaleri. La palla torna a Zambito. Ritorna stavolta da Geraci sul giro palla, coinvolti ancora i stessi 3 interpreti del Ribera. Vedremo se arriverà un nuovo giocatore servito. Non riescono perché la palla torna sul possesso CUS Palermo. Pitucco, Gallì. Puccio preso controtempo, la manda via Geraci più lontano che può. La palla sembra essere buona per Polizia che si terrà la presa con le mani. Blocca subito. Failla. Colpito Balzano, quasi controlla e quindi può tornare dietro. Puccio. Failla. Gallì. 40esimo, 5 alla fine del primo tempo. Mentre attendono ancora l'uscita del pallone per l'ingresso in campo Madonia e Randolph Asare. Un altro 2010 pronto a entrare in campo. Insieme a Patti. 2010. Eccolo qui servito con la palla al piede, cercando di far correre Martorana. Dentro Balzano, Martorana mette la palla quasi all'altezza del dischetto, anticipa e Gallì vuole calciare da fuori, alto il tiro, non trova lo specchio della porta, qui Gallì. Una situazione comoda per provare a calciare verso lo specchio. È il momento del cambio, il momento di Madonia e di Asare per il CUS Palermo. Fuori Pupella, un gol per lui, dentro Randolph Asare. Vedremo chi entrerà al posto di Madonia, chi uscirà al posto di Madonia, quindi fuori Martorana, un gol anche per lui e dentro Madonia. Nel CUS. 5. Dentro Asare al posto di Pupella e dentro Madonia al posto di Martorana, rinvio al fondo Ribera. Giro palla. Spinge, va in avanti l'attaccante del Ribera, provando a puntare gli avversari. C'è Gioè
che arriva sicura a contrasto. Ribatte e manda via, rimessa al laterale per il Ribera, dopo l'ultimo tocco di Gioè. Sta per entrare pure Guida intanto nel FUS. Sarà spazio pure per Valerio Guida. Lui come Scoma, convocati domani per la partita d'eccellenza contro il San Giorgio Piana. La prima squadra del CUS Palermo. C'è un calcio di punizione forse? Non rimessa con la mano, rimessa laterale, però interruzione, fischio, c'è un cambio. Dentro Guida al posto di Balzano. Fuori Balzano, autore del secondo gol di questa gara. Dentro Valerio Guida dell'Ecus Palermo, il mio realizzatore della squadra capolista. Il mio realizzatore, quota 6 gol per lui. Un gol di stacco da Puccio e Fasone. 6 gol per Guida in queste prime 13 partite. Già anche lui a segno 2 gare consecutive. Togliendo questa, vedremo se riuscirà a trovare la terza. Diciamo le estremità per fare una buona partita ci sono. Guida intanto si schiera largo a sinistra, visto la presenza da centravanti di Roberto Pitucco. Guida. Punta va sul destro. Puccio. Messo giù con fallo. Fallo commesso da danni di Cristian Puccio. Calcio di punizione per il CUS Palermo. 90 secondi al termine del primo tempo di gioco. 5-0 CUS. Assare Macri. Gioè. C'è corto su di lui Patti, Assare pure, ma l'uomo alle spalle, quindi se ritorna da Federico Macri non c'è fretta, chiaramente non c'è voglia di forzare la giocata. Il Costa vuole giocare con totale tranquillità, mantenendo la palla tra i piedi, evitando assolutamente il rischio. Failla, a proposito di evitare il rischio, qui se la perde cercando un numero superfluo. Palla buona per la ripartenza. Messana vuole il tiro da fuori, non crea problemi, preoccupazioni a Polizzi. Gioca Polizzi e gioca da Gioè. Pitucco. Parisi attende. Pitucco, Gioè, Assare. Randolph Assare. Puccio, ancora il 20. Mentre arriva la prima maglia di sopra per Tenera. Lui tiene il pone tra i piedi, ritorna dietro da Federico Macri. 20 secondi alla fine di questo primo tempo di gara. Comincia a porgere il fischietto alla bocca il signor Bassi, c'è quello che arriva il fischio. Finisce così, finisce questo primo tempo. 5-0 il risultato. Cus Palermo 5, Ribera 0. Fin qui assegno Brusca, Balzano, Gallì, Pupella e Martorana. Mi silenzio qualche secondo, ci sentiamo tra poco.
Pronti per riprendere, ricominciamo 5-0 al primo tempo di questa ultima giornata del girone andata dell'Elite Under 17, 5-0 per le Custe, continua ad allungare in vetta alla classifica, comunque a mantenere il passo. Calcio di Scilla che vince per 4-0 contro la Vis Palermo, Newcastle, e i Newcastle vincono pure, l'Athletic vinceva 2-0, su tutto campo aveva inserito una rimonta del Castelvetrano, quindi non sappiamo quanto sia attendibile questa comunicazione. Restiamo in campo, 5 gol segnati dai padroni di casa al primo tempo, gol segnati da Brusca, Balzano, Gallì, Pupella e Martorana. Questi primi 5 interpreti. Assegno nel CUS. Giro palla a Sare, mentre il CUS è esaurito i cambi. Ricordo Ribera che è arrivato in campo con 11 giocatori inseriti in distinta, partita cominciata con circa 35-40 minuti di ritardo. Qualche stranezza, qualcosa magari insolita si avverte in questa partita, qualcosa che non gira come tutto sarebbe, come abbiamo visto più volte. Pochi sprazzi Ribera, troppo contenimento. Calcio e munizione per il Ribera ora, fallo commesso da Sare. Ricordi arriva a gestire, caricato alla designazione all'arbitraggio, oggi designato il signor Duric della sezione di Palermo. Rimessa laterale Cus. Pupella guida. L'ultimo tocco arancione, l'ultimo tocco è stato di tutto il mondo. La rimessa laterale in favore del Cus Palermo. Rimessa laterale Cus. Che andrà a battere Gallì. Autore del terzo gol di questa partita. Gallì, Puccio. Fermato da Parisi, va a recuperare ancora Gallì. Portalo per terra però da una trattenuta. Fallo commesso da Parisi. Calcio di punizione in favore del Cus Palermo. Asare. Gioca corto, gioca rapido anche il Cus. Randolph Asare. Incaricata al palleggio. Geraci rincorre. Gallì vorrebbe un numero, stratto passa in mezzo a due, bene così Gallì, ancora altro buono strappo, palla rimorchio dietro, vuole l'assist, guida, vuole il gol, ma colpisce in pieno il difensore avversario. Gallì, altra gran giocata, guida, non trova lo specchio della porta. È curioso anche vedere designato all'arbitraggio oggi il signor Duric, un arbitro di categorie superiori, arbitro d'eccellenza, comunque con già parecchia esperienza. Curioso la designazione, non negli elite, comunque in questa partita la prima in classifica contro la penultima. Chiaramente ogni partita è a sé, però arriva anche un arbitro da categoria superiore, fin qui completamente disturbata. Spettatore non pagante al momento. Occhio intanto alla spinta di Federico Macri, che non riesce a saltare l'uomo, voleva addirittura il gol a ritorno in campo con il Cus Palermo. Recupera Patti, tornano dietro dalle parti di Polizzi. Assare, palla un po' corta verso Gallì, arriva l'anticipo di Geraci, ma Gallì la va a strappare ancora. E poi un altro intervento un po' forzato di Geraci, è il terzo di quel secondo, è scivolata da dietro, a palla coperta e sicura. Si fa un po' di fatica a intendere, a dare circostanza a certi fattori. Questo è un po' il sentore di qualcosa di insolito, forse un po' di nervosismo anche. Questo è quello che dicevo e dico da inizio partita, che c'è un qualcosa di strano. Prova a giocare il Ribera e ritorna dietro Cavalleri. Ritorna dalle parti di Zambito, il suo centrale di Semagno numero 6. Zambito, Geraggi, ritorna dietro, ora Cavalleri. Giro palla completo per il Ribera, mentre il cronometro segna 4:30 alla ripresa del secondo tempo. Cavalleri, Geraci, ancora Cavalleri, attende il Cus nel testo dell'arrivo, oltre magari a tre quarti. Ora gestione giro palla.
prova a scattare, andare via il 5 servendo il suo compagno sui lati, forte per l'aggressione di Madonia sul portatore, può scattare in avanti Cavalleri per andare verso l'area di rigore. Macri di testa, ora deve evitare la giocata all'attaccante avversario che contiene bene questa palla. Riesce Orlando a mantenere il possesso, la tiene in avanti così Ribera con la spinta di tutto il mondo. A destra, altro strappo, Failla in copertura, palla che passa. C'è Gioè che la toglie e la manda via con il Cus Palermo che ritorna a possesso. Galli, Valero guida ancora esterno offensivo dell'attacco del Cus, veloce va in area di rigore. Guida, punta il portiere, guida su Perricone. Altro squillo, altra occasione per il Cus, trova l'intervento per Ricona, chiude il primo palo a negare il gol a Valerio Guida, primo intervento del secondo tempo del portiere del Ribera sulla prima occasione dell'azione di gara. Errato il passaggio, rimessa tra le Cus. Andrà a battere Patti, Federico Macri. Assare, giro palla, gestione Cus Palermo, Federico Macri ora. Puccio vuole scattare, manca il gol a Puccio, è una buona occasione questa per accrescere le statistiche individuali. Macri cambia tutto, guida col petto, non mantiene la palla in campo, palla che termina fuori oltre la linea laterale, rimessa con le mani per il Ribera. Pitucco, Puccio vuole andare da guida, si ritorna col possesso Zambito, Geraci, mentre viene contestata la scelta del nostro Simone Marino di fare un po' di manutenzione alla struttura. Contestazioni accese col grande Simone Marino. Esce con la palla al piede Ribera, Puccio prova a scattare su Elafidi, l'ultimo tocco di Amira Elafidi, rimessa laterale per il Cus, Puccio va corto, Madonia accenna un numero non concesso, alta rimessa laterale ancora per la squadra padrona di casa, fa battere Puccio. Asarea, dietro comodi in tre per essere serviti, infatti si va dalla linea difensiva, si va nuovamente dalle parti di Fede Macri, Gioè lascia andare l'attaccante e gioca a sinistra. Bene, qui la giocata di Gioè, Galli forza un po' troppo, Gioè vuole tornare dal suo 8, eccolo qui Galli e ritorna ancora dal 15, ritorna da Federico Macri, rispolverato, ma mi deve vedere il suo ritorno in società, Cus Palermo, tra i perni centrali del gruppo dell'anno scorso, difensore e compagno di reparto di Fede Scomo nel titolo vinto la stagione passata da sottoetà a livelli regionali. Può giocare il Cus. Fa battere Failla. Sembra essere così, sì, Failla verso Pitucco. Non trova la girata in porta, Macri poi col mancino ritorna dalle parti di Benedetto Failla. Failla Macri. Si torna dietro. Polizie. Polizia ancora. Macri. Giro palla, gestione. Si va in avanti alle parti di Randolph Asare che aumenta i giri del pallone per arrivare a servire Ricky Galli. Guida. Orienta il primo controllo, quello che gli permette di saltare l'uomo. Guida ancora, e salta un'altra. La palla è buona per Pitucco, che sottoporta non sbaglia. Guida serve l'assist. Pitucco trova il primo gol di questo secondo tempo. Trova il sesto gol totale dell'incontro. Guida ne salta due per andare a servire l'assist al suo compagno di reparto. Gol di Pitucco che vale il 6-0. Trova un altro gol Pitucco. Ritorna al gol in casa dopo la rete trovata contro l'Enna per il 3-1. Ora segna il 6-0 contro il Ribera. Roberto Pitucco a gol su assist di Valerio Guida. 6-0. 6-0 al decimo del secondo tempo.
assist di guida, gol di Roberto Pitucco. Seconda rete consecutiva in casa per l'attaccante del Cus. Prima il 3-1 all'Enna, ora il 6-0 contro il Ribera. Geraci. Perricone, Geraci. Giocano dentro l'area piccola. Geraci, Perricone. Si resta lì ancora Geraci. Il capitano del Ribera. Geraci apre a destra, ritorna sui lati. Ora Ribera, occhio allo strappo, occhio alla spinta. Potrebbe essere anche una tattica offensiva, ma arriva la chiusura sicura in 1 contro 1. Failla non ha difficoltà qui, contrasto dritto sul pallone e vince questo duello. Forse ha sbracciato sul volto dell'avversario, la palla che viene messa fuori per verificare le condizioni dell'attaccante del Ribera, dopo forse aver subito un urto, un impatto con Benny Failla. Guarda che me ne riconsegna il cursore. Ma prima ci deve essere la rimessa laterale, come indica il signor Duric. Messana riconsegna al Cus Palermo, riconsegna a Polizzi. Macri. Passare. Randolph Asare, rincorso da Parisi alle spalle, ora libera il passaggio verso Polizzi nel tornone dietro. Puccio, Macri. Sale il 15, Macri, Madonia. Gioesi lo pone a destra, Madonia ritorna nell'andare a salire Federico Macri. Puccio, Galli completamente disponibile, Geraci alle spalle, scarico di prima, Geraci va a contrasto, la palla ritorna dal piede del set dal capitano del Ribera, che rallenta un attimo, Galli se la va a riprendere. Galli. Sollevato una gira polemica invece da Geraci con fronte alla panchina. Rimessa laterale Cus dopo il tocco di Giro tutto il mondo. Asare. La palla passa, la palla filtra, va andare a cercare Patti che rientra. Patti contro Perricone, non trova il primo palo, non trova lo specchio qui alla ricerca del primo. Occasione per il 14, occasione per Patti. Rinvio dal fondo per il Ribera. Rinvio al portiere Ribera. E la Fidi. Scatta a Cavalieri con la palla a 3 piedi fuori dalla sua area di rigore. Cavalieri a destra, nuovamente Geraci a fare il difensore aggiunto, il 7 capitano del Ribera. Accenna forse un dribbling tentato all'area piccola, passa su Madonia. Vedremo cosa inventa qui Geraci. Serve lo scarico dietro a Madonia che va in pressione. Geraci ancora. Giro palla Ribera. E la Fidi. Cavalieri. Diego Cavalieri, 5 del Ribera. Per servire poi il suo numero 4, Andrea Parisi. Amire la Fidi. Ritorna dietro, ritorna sul palleggio, ritorna sulla gestione. Iacono. Spinge porta palla con il destro, si avvicina alla rete di rigore avversaria per la preda della Fidi. Patti, poi va a mettere il corpo davanti, la palla non è sufficientemente forte per arrivare dal 3, ma l'arbitro comunque indica un calcio d'angolo, quindi ha toccato Patti secondo il signor Duric. Calcio d'angolo Ribera. E andiamo dentro la rete di rigore, forse una delle prime volte che il Ribera può portare la palla in area di rigore avversaria. Messana col mancino non rende. Assare, lungo verso Guida, la palla è perfetta, Guida contro Perricone, va in avanti Guida, prova a rientrare, porta sul destro, rischia di perdere inerzia, ma ora può calciare col destro e bucare le mani di Perricone per il 7-0, 7-0 Cus, 7 come i gol trovati da Guida in campionato. Continua a scalare la classifica, marcatore a aggiungere tasselli in più
tutti in avanti sul calcio d'angolo del Ribera. Assare lancia, trova Guida, cattuberto con Perricone, non sbaglia, gol e assist dall'ingresso in campo per Valerio Guida. 60esimo, un'ora esatta di gara. 7-0, trovato dal Cus, segnato pure Valerio Guida. Il gol per festeggiare la convocazione in prima squadra in eccellenza domani contro San Giorgio Piana. Sette a 0 al 60esimo, 30 alla fine dei tempi regolamentari. Giro palla Ribera. Cavaleri, Geraci, Cavaleri ancora. Ora Iacono. Cavaleri apre a destra, poi la rivolta verso Zambito mentre si apre e si rende disponibile giù tutto il mondo. Ma prima si ritorna dal capitano, si ritorna da Geraci. Si gioca ancora lì. Difficile capire l'assetto di questa partita già dal primo minuto. Ribera la gestisce ancora in area di rigore. Anticipo di Benny Failla per andare a servire Puccio. Puccio passa, apre le braccia Cavaleri. Puccio viene accompagnato fuori. Buona chiusura di Cavaleri. Ed è questo che mi sorprende, perché sono arrivati in campo con questo atteggiamento, perché quando, non capendo perché quando si sono accesi i vari Geraci, i vari Cavaleri, qualche individualità si è vista. C'è da dire però che ho appena menzionato 2009 dei 3 di questi 11. Non so se oggi in casa Ribera ci sia stato qualche problema numerico per le convocazioni, obbligati a scendere in campo. Non si sa, però si gioca. Per lo più che si gioca, si gira la palla in mezzo al campo. Assare su un rimpallo favorevole, una deviazione che favorisce il recupero di Randolph Assare. Assare se la perde lì, l'ultimo tocco arancione, la rimessa laterale per il Cus Palermo. Rimessa tra le Cus. L'arbitro assegna un fallo commesso da Gallì. Calcio, punizione per Ribera. Fallo commesso da Gallì. Sulla comunicazione del signor Duric. Tiene il pallone Ribera. Cavalleri ritorna in aria ora. Palla non semplice da contenere. Manda via in calcio d'angolo. Iacono. Manda via in un corner dalla destra. Calcio d'angolo per il Cus. Calcio d'angolo Cus Palermo. Giocata corta. Madonia Puccio. Un giocatore per terra. Un giocatore per terra nel Ribera. Lascia il campo al momento Geraci, vediamo se rientrerà. E va a sedersi in panchina. Il primo infortunato è Geraci. Il capitano Ribera. Il primo a lasciare il terreno di gioco. Ricordo, da regolamento, la partita può proseguire in maniera invariata fino a 7 giocatori in campo. Il primo è andato via, momentaneamente in 10. Vediamo se ritornerà il capitano del Ribera. Eccolo che va giù un altro. Il secondo, infortunato, arriva lungo il lato di destra. Peccato.
Rimessa totale ancora per il Cus. Due giocatori lasciano il campo nella Ribera. Sare ritorna dietro verso Puccio, ma la palla viene sporcata. 9 in campo nel Ribera. Gioè. Si torna da Macri. Giro, palla e gestione del Cus, gestione assoluta. Vediamo se continueranno a affondare. Guida e poi Puccio. Failla. Va in area di rigore il Cus Palermo. Benny Failla con a sinistra Gallì. Largo lungo linea Sare. Viene incontro Puccio. Gallì. Valerio guida. Giro palla, la palla è lunga. Arriva Puccio, ritorna dietro. Su giro palla ancora Cus Palermo. Gioè Madonia. Lui vuole segnare però. E prova a puntare. Lasciò troppe maglie arancione su di lui. Chiamato a ritornare dietro dalle parti di Gioè. Puccio Gallì. Un altro giocatore va giù. C'è tutto il mondo per terra. Lascia il campo per tutto il mondo. 8 giocatori nel Ribera. Ne manca uno, o forse due. 3 infortunati nel Ribera. Si ritorna da Polizie. Polizie. Gira e gestisce. Macri apre a sinistra verso Puccio. Puccio Gallì. Puccio ancora. Gallì. Ritorna dietro a Sare. Ora possiamo anche provare a indovinare. Specie di Totocalcio. Chi sarà il prossimo infortunato nel Ribera? Invito a commentare su chi possa essere. Magari da interagire in questa live un po'. La partita di oggi un poco insolita. Avrei desiderato chiaramente meglio rispetto alla partita che è stata per l'ultima partita dell'anno, l'ultima di questo 2025 spaziale, un bell'anno che ha portato tante novità, tante belle cose in casa LTV, la voce del campo. Preparatevi intanto a un'altra stagione 2026 ricco di notizie, di nuove iniziative su LTV, sempre ad espandere. Mentre qui c'è una pressione asfissiante di un solo di Leo che va a pressare tutti i giocatori con la palla al piede, però non può ancora mantenere il suo ritmo di corsa all'infinito. Gioè. Patti. Assare. La riprende ancora il 14, la ritrova a Patti e ritorna dalle parti di Federico Macri ora ad affondare la pressione. Il numero 10, Francesco Mariacono. Failla, Gallì. Porta palla di Gallì per far correre così Puccio. Gioco fermo. Un altro infortunato. Un altro infortunato nel Ribera. Sembra essere Iacono, in maglia numero 10. Ma che siete venuti a fare? Trivice fischia l'arbitro, finisce così 2025 per queste due squadre. Cus Palermo 7, Ribera 0, finisce al 70°, finisce la partita in maniera anticipata. Finiscono i giocatori a disposizione nel Ribera, quindi altri 3 punti per il Cus. Ribera resta penultimo
una vittoria e 12 sconfitte, mentre il Cuse sale a 12 vittorie e una sconfitta, laureandosi ufficialmente senza ulteriore garanzia matematica, campione d'inverno. 7-0 Cus Palermo, 70°, finisce il 2025 per queste due formazioni. Speravamo un po' tutti in una partita differente, o comunque un andamento differente, più eclatante per come siamo ben abituati sui nostri schermi, sui TV La Voce del Campo. Vi ringrazio per la compagnia, per la visione, per la passata insieme. Sentiamoci domani per l'ultimo appuntamento 2025 di TV. Domani saremo collegati per Città di Monreale contro Fada per la gara di Coppa di Sicilia. Un saluto, alla prossima e grazie sempre.